Lo smart working da una parte e la DAD dall'altra sta di fatto che a causa del Covid tanto i giovani come gli adulti si sono trovati a usare il computer molto più di quanto non facessero comunque già prima. I rischi sono aumentati, la polizia postale mette in guardia. E a Belluno, dove nell'ultimo anno si sono registrate 75 denunce e 38 persone indagate, amplia i propri uffici collocandoli nel centralissimo Palazzo delle Poste. Con la situazione di quest'anno, col Covid, i reati informatici sono aumentati, hanno sicuramente avuto un'evoluzione verso l'alto. La Polizia Postale fa proprio questo, cerca di arginare i fenomeni che riguardano appunto la criminalità informatica, le truffe online, le frodi. Per i ragazzi il rischio è concreto. Voi capite che con la didattica a distanza i minori rimangono più ore davanti ai propri computer e più ore sono a disposizione di quelle persone che cercano di avvicinare. Anche le aziende però devono elevare il livello di guardia. I reati che sono aumentati in questo momento sono stati quelli di attacco alle strutture informatiche sensibili, perché la diffusione massiva dello smart working ha sì creato un'agevolazione nel effettuare attività anche lavorative da casa, ma ha anche creato delle vulnerabilità più elevate nei confronti delle strutture sensibili. Parliamo di grandi aziende, qua nel Bellunese ne avete sentito parlare forse di Luxottica, di quello che sono stati attacchi per bloccare queste infrastrutture informatiche per poi avere un riscatto